culturale e sito di importanza comunitaria, in particolare pregio ambientale, rendendola fruibile e soprattutto visitabile ai moltissimi turisti che frequentano la nostra località balneare senza dover percorrere quasi 30 km in automobile. Quanto che per la complessiva tutela e valorizzazione del grande patrimonio paesaggistico ambientale della laguna delle Valli di Garda, in più occasioni è stato proposto un progetto di parco naturale, una strategia che sarebbe garanzia di gestione sostenibile del capitale naturale e che, al tempo stesso, darebbe impulso a nuove opportunità economiche e lavorative per i residenti delle zone interessate. Considerato che l'iniziativa del traghetto ciclopedonale fra Falconera del Festival Vecchio appare coerente con il progetto generale del parco naturale e che viceversa il parco, qualora istituito, sarebbe soggetto di gestione territoriale in grado di garantire la sostenibilità mensale dell'attività del traghetto e dei flussi da esso generati, tutto ciò premesso si chiede al Consiglio Comunale di impegnare il Sindaco della Giunta a promuovere e ad intraprendere in tempi più rapidi, brevi, avvio delle necessarie misure competenti nei servizi provenienti coinvolti, un'azione politica amministrativa reale e concreta atta a istituire un collegamento per via navigabile con servizi di traghetto di ciclo pedonale tra Carlo Capoluogo, Falconera e le zone di Valle Vecchia e di Dio. Innanzitutto che su questo argomento ritengo dare ampia libertà di espressione e comunque e quindi anche di valutazione su questo aspetto. Però come ho espresso in commissione, quello che è l'impegno del sindaco e della giunta che lei chiede a questo consiglio comunale, un impegno che è preciso, su cui si sta lavorando, si sta valorizzando e valutando quelle che possono essere, ne abbiamo parlato prima, quelle che possono essere le destinazioni, l'uso e la fruizione della Valle Vecchia. Teniamo in considerazione, quando facciamo valutazioni di questo genere, quello che è Valle Vecchia, quello che è Brusa. Oltretutto non è da paragonare il Porto Santa Margherita e quelle finalità che ha il traghetto tra Santa Margherita e Porto Santa Margherita. Si è creata per un'esigenza urbanistica quando non c'era ora è anche il servizio a cui l'amministrazione comunale si fa anche carico del sostegno. Ritengo che tutto quello che riguarda le premesse, mio personale parere, ma l'ho espresso in commissione, non ci sia chiarezza di intenti su quello che si vuole ottenere e non ci sia la volontà di porre la questione come deve essere posta, nel senso che non è Brusa il luogo ambientale che ha bisogno del traghetto, ma si fa una valorizzazione sotto questo aspetto qua. Il fatto che probabilmente questo servizio può essere utile al comitato di gestione del parco o a altre finalità, a quelle che lei sicuramente ventila, che è quello del coinvolgimento. Se da una parte lei mi tira fuori la motivazione che tra Santa Margherita e Porto Santa Margherita c'è un coinvolgimento dei residenti, ci sono delle attività sinergiche transitive tra le due parti, qui lei mai comunque non tira in ballo una questione che è quella di Brusa. Cioè, prima si parla della Brusa e poi
si ragiona su Valle Vecchio. Valle Vecchio, che questa amministrazione comunale, ma credo siano gli intendimenti di tutti i cittadini di Gaulle, deve essere protetta e valutata. Questo non significa che il credito non possa essere utile, poi lei mi dirà che in più progetti, in più attività della nostra amministrazione, questa e anche altre, sono progetti che prevedono una certa permeabilità, una certa vincolazione, un certo movimento di flussi turistici all'interno della laguna. Quello che lei vuole portare a casa con questa mozione non c'è nessun riferimento su quello che è l'attività dei residenti. Lei parla di territorio escludendo il principio di residenza. O ne fa un ventilato cenno che su questa questione valorizza il parco naturale, o coloro che del comitato dovranno gestire questo parco naturale, e non mai cita la tutela che il prossimo piano di attuazione del territorio prevede, una forte conservazione, una forte tutela russa, ma anche di uno sviluppo, ma di una fruizione turistica che può passare anche attraverso il traghetto, ma con situazioni sicuramente diverse. Quindi, quando lei sempre e ogni volta mette Valle Vecchia come primo porto di arrivo, quando poi accenno in più occasioni è stato proposto il progetto di parco naturale, questo non riesco a capire che nesso abbia, e poi dice che per la complessiva tutela e valorizzazione del grande patrimonio paesaggistico ambientale della laguna, senza tener conto di coloro che in questo territorio ci vivono. Quindi probabilmente in fase di commissione dovevamo ragionare molto più in questi termini. Tutto quello che riguarda il dato alto è considerato che sinceramente non ha attinenza con quello che già qui credo che sia il sindaco della giunta comunale abbiano intrapreso una serie di attività e iniziative per quello che riguarda i vari contatti e anche le attività da coinvolgere per una fruizione corretta e partecipativa, soprattutto passando attraverso Russa prima che Valle Vecchia, attraverso questo per valorizzare e per far sì che questo patrimonio passi attraverso anche i residenti. Grazie Capogruppo, no? Capogruppo Morini, prego. Grazie Presidente. Io in realtà posso anche capire il gioco di ruoli, quindi il capogruppo di maggioranza deve in qualche modo, non dico giustificare la sua presenza, ma esprimere doverosamente, legittimamente anche il proprio punto di vista, il proprio pensiero. Però esprime il suo punto di vista, il suo pensiero, non può dire quello che io intendo, non può farsi carico pertanto del mio pensiero, perché il mio pensiero è scritto e, come si suol dire, i clari sono tutti interpretati, cioè è talmente chiaro, talmente lampante in riferimento anche alla comunità locale e agli interessi che questa dell'uscito passaggio, poi se no potrebbe anche starsi, e l'esigenza di assicurare un servizio importante per la mobilità urbana
collegamento ciclo pedonale con particolare riferimento alle azioni di sostenibilità ambientale previste dall'agenda 21 che impongono l'adozione di misure idonee a ridurre gli effetti negativi del traffico veicolare urbano. Si parla di urbano, si fa riferimento a un tessuto sociale che è all'interno del perimetro del comune di Cavo. All'interno di questo comune, valutato che al parte del collegamento con Porto Santa Maria di Città, quello con Valle Vecchia e Brussa, Valle Vecchia e Brussa, non solo Valle Vecchia, ma Brussa, contribuirebbe all'integrazione socio-economica e di comunicazione tra le due zone, oltre alla valorizzazione delle suddette zone di protezione speciale, eccetera, eccetera. Ora, sostenere che qui si abbia riferimento o interesse e prevalenza, se non esclusivo, come mi pare della capitale a un particolare sito ambientale senza considerare le esigenze della comunità locale, che invece così sarebbe agevolata nel raggiungimento del capoluogo, mi pare scorretto perché non è quello che è scritto. Ed è talmente chiaro che non si può interpretare diversamente. Che poi lei possa fare questione del fatto che nell'ultimo inciso si faccia riferimento al fatto che l'iniziativa del traghetto possa apparire coerente, anzi appare coerente con il progetto generale del parco naturale e che un soggetto, perché questo è uno dei soggetti, ma non si esclude che ve ne possono anche essere altri, qualora istituito il parco sarebbe il soggetto di gestione territoriale in grado di garantire la sostenibilità ambientale dell'attività del traghetto e dei flussi del sotteraggio, mi pare di respiro, perché qui non si dice solo il parco, si dice che se fosse costituito il parco potrebbe essere un soggetto al quale magari affidare la gestione, altri potrebbero essere, addirittura si potrebbe pensare anche alla gestione data alla comunità locale. Io, come sempre ho sostenuto e ho ribadito, il testo delle proposte che facciamo non è mai un testo cosiddetto blindato, chiuso, per il quale o si prende o si lascia, quindi il testo viene approvato, viene respinto, il testo è aperto. Non ho percepito da parte sua alcuna proposta magari di emendamento di integrazione, nel senso che magari potrebbe essere più congeniale, perché altrimenti la questione è questa: siete voi favorevoli all'istituzione del collegamento o non lo siete? Perché se lo siete, per me non è un problema emendare aggiungendo quello che serve o togliere qualche giro che magari possa sembrare particolarmente ostico o, come dire, incidere sulla suscettibilità, sulla sensibilità maggioranza. La questione, ripeto, è se si vuole istituire o se non si vuole istituire. Dopodiché l'impegno che si dà a Giunta e al Consiglio Comunale nell'approvazione dell'ordine del giorno della mozione è banalissimo in termini di costruzione linguistica, ma importantissimo in termini di obiettivi da perseguire, che sono quelli che ho appena denunciato, cioè istituire o meno il collegamento. Lo si vuole istituire, si impegna la Giunta a istituirlo, adottando tutti i provvedimenti, i passaggi burocratici e amministrativi necessari. Non sarà. Avevo anticipato di entrare nella sua funzione che questa amministrazione, sia il sindaco che la Giunta, ha e puntato come dice lei, non conferenze di servizi, ma gestione della nostra laguna, sono già in essere, cioè partenariati o attività che si svolgono nei percorsi turistici o dicendo sono già nati. La questione del traghetto, lo voglio o non lo voglio, però non con queste preliminari che non hanno nulla a che vedere con l'aspetto esclusivamente pratico e tecnico. Di essere un po' più chiaro, perché è stato un po' politichese, io invece sono abituato a parlare un po' più diretto. Qual è la parte che non vuole? Con prima ci capiamo. Fatto atto e considerato che
certamente il nostro gruppo voterà a favore dell'istituzione di un collegamento tra Falconera e Azerbaigian. Se non altro in memoria di chi per tanto tempo ha fatto il traghettatore da quelle parti, che si è reso lui famoso, ma ha reso famoso anche il passo o tante città del Veneto. E per questo se andiamo a votare noi voteremo favorevolmente, però quello che mi sembra è che se dovessimo votare tutti e qualcuno dovesse astenersi sarebbe una bella figura per tutti noi, quindi cerchiamo di trovare un testo che sia accolto e mette insieme un po' tutte le sensibilità. Se qualcosa devo aggiungere anch'io, aggiungerei che nel contratto in cui può essere data in concessione il passaggio del traghetto tra Falconera e Bruxelles sia anche inserito il passaggio del suo concessionario anche di Asso Falconera, che è quello che congiunge l'isola per esempio con la strada, e qui apriamo quel discorso con quello che abbiamo detto prima, per mettere in comunicazione anche una pista ciclopedonabile verso Sanremo e verso la campagna. Quindi in questi termini io proporrei magari di rivedere un attimo il testo. Se vogliamo riunire un attimo il capigruppo, così troviamo un testo che sia conforme. Possiamo acquistare
Prendiamo, Grazie Presidente. Allora mi accingo a dare lettura del testo concordato con il capigruppo, la versione che applicativamente sarà votata e approvata. Permesso che nel territorio del comune di Cavour, alle foci di fiume di Venta, nel periodo della stagione balneare, è attivo ormai da anni un servizio di collegamento per via navigabile con un traghetto tra Cavour, Capoluogo e Porto Santa Margherita. Tenuto conto che analogo servizio manca per il collegamento tra Cavour e Capoluogo, Falconera, le zone di Brussa e di Valle Vecchia. Considerato che per raggiungere le località di Brussa e Valle Vecchia lungo le strade urbane e provinciali devono essere percorsi circa 30 km, analogo percorso devono effettuare i cittadini che abitano le suddette località per raggiungere il capoluogo, mentre con un collegamento per via navigabile con traghetto le distanze verrebbero notevolmente ridotte. Visto che, come per il servizio di collegamento per via navigabile tra Cavour, Capoluogo e Porto Santa Margherita, anche per il collegamento con Valle Vecchia, con Brussa e Valle Vecchia, è l'esigenza di assicurare un servizio importante per la mobilità urbana di tipo ciclopedonale, con particolare riferimento alle azioni di sostenibilità ambientale previste dall'Agenda 21, impongono l'adozione di misure idonee a ridurre gli effetti negativi del traffico veicolare urbano, specie nei mesi estivi. Valutato che al pari del collegamento con Porto Santa Margherita, quello con Brussa e Valle Vecchia contribuirebbe all'integrazione socio-economica e di comunicazione tra le due zone, oltre alla valorizzazione della suddetta zona di protezione speciale, sito di importanza comunitaria, in particolare pregio ambientale, rendendola fruibile soprattutto visitabile ai moltissimi turisti che frequentano la nostra località balneare, senza dover percorrere quasi 30 km in automobile. Tutto ciò premesso, si propone la presente mozione affinché il Consiglio Comunale impegni il Sindaco della Giunta Comunale a promuovere gli interventi nei tempi più rapidi, previo avvio delle necessarie eventuali conferenze di servizi con tutti gli enti coinvolti, un'azione politico-amministrativa reale e concreta, atta a istituire un collegamento per via navigabile con servizio di traghetto ad uso ciclopedonale tra Cavour e Capoluogo, Falconera, le zone di Brussa e Valle Vecchia, e con lo stesso servizio verso il cosiddetto Passo Falconera verso la frazione di San Miguel. Frazione di San Gaetano. Procediamo alla votazione del testo del gruppo comunista federale UB darei Falconera per Tino Parlangon, così magari che ci prende. E Falconera per la parte della la casa si chiama casa Falconera. Compromesso, prego. Grazie, io non mi aspettavo questa specificazione così che ho dovuto interrompere il Consiglio Comunale e impegnare il capigruppo. Io pensavo che la cosa fosse molto più semplice, considerato che la spiaggia di Valle Vecchia è fruita soprattutto dai residenti del comune di Cavour che abitano in Brussa, Castello di Brussa, che abitano qui in Riviera, e i residenti di comuni di Portovaro, eccetera, eccetera. E quindi quel tipo di servizio, cioè la fruizione di spiaggia di Valle Vecchia, sia già nelle disponibilità di quei residenti del comune di Cavour, che il traghetto, ipotizzato, che sono assolutamente d'accordo, sia soprattutto per favorire la fruizione di quell'area da parte di chi risiede invece il turista che viene nel capoluogo. Perché sono sicuro, se facciamo un piccolo referendum del censimento qui tra le persone presenti, non so quanti di noi negli ultimi anni sono stati almeno una volta in Valle Vecchia.
pochissimi, pare che pochi addetti ai lavori o magari il consigliere comunale, non ci andiamo perché in Valle Vecchia soprattutto ci si va per andare in spiaggia a fare il bagno. Oggi c'erano 5.000 persone che venivano dalle hotel e andavano in spiaggia a Valle Vecchia a fare il bagno. Noi residenti di Caole, i turisti che vengono a Caole, vanno in spiaggia a Caole e fanno il bagno a Caole. Non hanno bisogno di andare in Valle Vecchia. Siccome Valle Vecchia ha un altissimo valore ambientale e naturalistico, è giusto, secondo noi, sfruttare questa opportunità, come potrebbe essere sfruttare l'opportunità, per esempio, di portare i turisti a Portogruaro o a Concordia per le grandi valenze architettoniche storiche che hanno e che non viene mai sfruttato. È il caso, anche in questo con poca spesa, di sfruttare questa caratteristica che abbiamo qui a portata di mano e che non riusciamo a sfruttare. È soprattutto questo il vantaggio, a mio avviso, che si può avere anche dal punto di vista pubblicitario e dare la possibilità ai turisti e anche ai residenti di fruire e di pesare. Poi uno si va a non è che sono tutti i giorni, però si dà la possibilità, ci sono migliaia di turisti tutti i giorni che sarebbero ben felici di farsi una passeggiata nell'area della spiaggia di Valle Vecchia, che è lunga 6 km e arriva fino a Baseri, che quando vanno a Torno sicuramente vanno a andare giù pizza e non una, perché saranno molto tanti, 4 birre anche, e quindi ci sarà un intervento, scherzi a parte. Non mi aspettavo che si fosse, questo mettere, spaccare i capelli in 4. È chiaro che ai residenti, un residente di Brussa dovesse venire a Caole per le commissioni farebbe comunque fatica ad arrivarsi in bicicletta, non solo perché magari gli abitanti di Brussa sono abbastanza avanti con gli anni ovviamente e farebbero fatica, sarebbe comunque scomodo, no? Quindi io credo che non è il caso di andare lì a fare tutte queste routine su lei, è un tipo di servizio che va inteso in questo modo. Ci può essere anche chi viene qui una settimana e va a fare le settimane tutti i giorni dalla parte opposta perché è interessato agli studi di entomologia che lì sappiamo essere molto importanti, per esempio. Tutto qua, non vedo studi, non ho capito tanto bene il suo intervento, lo scopo del suo intervento, era solo per così mi pareva che fosse una proposta semplicissima e da accettare. Grazie. Io a questo punto ritorno le spiego anche, ritornerei sulla proposta di ritirare il punto perché il punto è rinviato, ma c'è una questione molto chiara. Non ci sono preamboli che sussistano sulla volontà di questa amministrazione, io nemmeno le precedenti, su istituire dei servizi che prevedano traghetto. Oltretutto c'è la proposta del gruppo Zanon parla che sulla pista ciclabile che fa Falconera a Palamone è in studio, in valutazione, il traghetto che porti dall'altra parte e si vada a possa andare a San Gaetano. Cioè, di queste cose fine a se stesse, senza preamboli o girarci attorno, è pacifico quello che poi dal punto di vista organizzativo e di gestione dei flussi debba porre particolare attenzione è un'altra valutazione che faranno loro, appunto valuteranno con gli organi preposti, con tutti gli enti, compreso d'altronde il comitato per il parco e il centro è stato anche finanziato, ha fatto parte anche del progetto sulle acque dell'amministrazione comunale di Caole. Qui si sta promuovendo, valorizzando una questione che è completamente tecnica e si porta da un punto di vista politico. Quindi se la questione è di espletare una mozione che sia particolarmente tecnica, credo che la cosa più opportuna sia quella di inviare e focalizzare la questione sul percorsi e fruizione anche attraverso il mezzo del traghetto. Per la proposta del capogruppo
Contrari 5, favorevoli? Contrari 2, 3, 5. Contrari 5, favorevoli 12, il punto viene rinviato. Passiamo ora all'ultimo punto dell'ordine del giorno, ordine del giorno sulla legge referendaria per l'indipendenza del Veneto. Se vuole leggere questo gruppo così. Grazie Presidente. Do lettura dell'ordine del giorno. Sulla legge referendaria per l'indipendenza del Veneto. Premesso che l'emergenza della situazione economico-occupazionale e fiscale catalana ai cittadini della nostra comunità non pare più risolvibile né in tempi brevi né in modi adeguati da parte di uno Stato centrale appesantito, impotente, inadempiente, lontano, assente. Il sacrificio richiesto alle imprese e ai lavoratori del nostro territorio in termini di prelievo tributario è ormai insopportabile, non trova più corrispondenza né giustificazione politico-istituzionale rappresentativa, atteso che il criterio di prelievo è ormai del tutto disancorato dal criterio di spesa. Il patto di stabilità impone alle amministrazioni locali sacrifici e scelte non più accettabili a fronte dei bisogni e dei servizi essenziali da assicurare alle persone e alle famiglie. Si avverte l'urgenza di indicare una soluzione che poggiamo sul principio della responsabilità tanto dei singoli quanto delle istituzioni rappresentative degli interessi collettivi, rifondi il patto sociale del popolo veneto, valorizzando sentimenti di identità, solidarietà, legalità, giustizia, sicurezza, senso della cosa pubblica. Le istituzioni e le leggi sono strumenti umani che nascono e muoiono nel tempo e giustificano la loro esistenza solo in funzione delle mutevoli esigenze dei singoli e delle comunità organizzate che le hanno volute ed hanno titolo di modificarle, esercitando democraticamente la propria sovranità. Il Consiglio regionale del Veneto, massima espressione rappresentativa della potestà decisionale del popolo veneto, in data 22 aprile 1998 ha approvato la risoluzione 42, con la quale il popolo veneto invoca il proprio diritto ad una democratica e diretta consultazione referendaria e una libera espressione del diritto di autodeterminazione. In data 28 novembre 2012 ha approvato la risoluzione 44, con la quale alla fine si impegna il Presidente del Consiglio regionale del Veneto e il Presidente della Giunta regionale del Veneto ad attivarsi con ogni risorsa a disposizione del Consiglio regionale e della Giunta regionale per avviare urgentemente con tutte le istituzioni dell'Unione Europea e delle Nazioni Unite relazioni istituzionali che garantiscano l'indizione della consultazione referendaria innanzi richiamata al fine di accertare la volontà del popolo veneto in ordine alla propria autodeterminazione. Impegna altresì il Presidente del Consiglio regionale del Veneto e il Presidente della Giunta regionale del Veneto a tutelare in ogni sede competente nazionale e internazionale il diritto del popolo veneto all'autodeterminazione. In data 16 febbraio 2013 è stato presentato e consegnato da migliaia di cittadini veneti all'Assemblea legislativa regionale Veneto di Venezia il progetto di legge più delegato con il quale si chiede alla Regione di indire un referendum per il 6 ottobre 2013 per interpellare il popolo veneto in ordine alla propria volontà di autodeterminazione in conformità ai principi del diritto e nel rispetto della legittimità riconosciuta dalla Carta dell'ONU. Tutto ciò premesso, il Consiglio Comunale di Cavo, giunto nella seduta odierna, si chiede che, elevata la gravità, disciplinarità e urgenza dell'attuale situazione storica riassunta nella premessa del presente documento, dichiari di approvare il presente ordine del giorno per sollecitare il Consiglio regionale del Veneto a discutere e votare urgentemente la proposta di legge più delegata avente ad oggetto l'iniziazione del referendum consultivo dell'indipendenza del Veneto per la data del 6 ottobre 2013 sul seguente quesito: vuoi che il Veneto diventi una repubblica indipendente e sovrana? Sì? No. Ecco a precisare che la proposta in oggetto è senz'altro tale da suscitare in ognuno di noi personali, a volte anche divergenti rispetto a quelli che sono gli orientamenti magari o di lista piuttosto che magari anche di sentimento politico, decisioni. Ciò significa che il gioco forza si sarà chiamati a esprimersi secondo quella che è la propria coscienza. Una coscienza che però non ha escluso a ben 51 comuni del Veneto di approvare questo ordine del giorno.
io auspico possa essere condiviso dando per letto, se tutti siete d'accordo, il progetto di legge che è allegato alla proposta di ordine del giorno. Grazie per questo Borlini. Sono interventi? C'è un gruppo no? No, siccome non vorrei far cadere un po' la discussione, visto che qua si parla un po' ampio dibattito per eventi, non arrivare, però lei l'ha identificato in questi termini, non capisco queste motivazioni per portare in consiglio comunale, che sono quelle dei 53 comuni che li hanno votati anche gli altri. Non ho capito perché ha portato il suo ordine. Scusate, capogruppo Tonozza, una delle premesse che sono anche abbastanza esaustive su quelle che sono le ragioni per le quali si chiede a questo Consiglio Comunale di esprimersi in ordine agli impegni referenti per l'indipendenza dell'ente. Forse non l'ha aspettata, comunque sono scritte, se volete leggersene. Mi sembra che ci siamo trovati di fronte a una situazione di questo genere in un'altra occasione, quando dovevamo, non dico deliberare, prendere una decisione che andava in contrasto con quelle che sono la nostra Costituzione o alcune norme che gestiscono il nostro Stato. Se dovessi fare una riflessione quello che è la Repubblica Veneta, quello che è stata la Repubblica di serve assolutamente. Quindi non c'è collegamento con quello che è sempre la questione personale. Lascio la parola al sindaco. Sì, faccio questo intervento ma solo per esprimere quella che è la mia posizione strettamente personale rispetto a questo ordine del giorno, perché ritengo che con la mozione debba essere comunque lasciata una libertà di espressione al voto in un argomento così importante. Il contenuto di questo ordine del giorno è veramente importante, però è anche un po' politicamente trabocchetto, perché nel momento in cui una persona del voto favorevole viene censurato come secessionista e contro la Costituzione, nel momento in cui una persona dà il voto contrario viene bollato contro la storia dell'identità veneta. Per cui così formulato l'ordine del giorno è evidente che potrà essere condiviso solo per una cosa, nel senso che è giusto se sotto il profilo della legittimità costituzionale come referendum sarà ammesso, che sia buono di esprimersi su temi importanti di questo tipo. Naturalmente quel progetto di legge 342 è trattato dalla prima commissione regionale in sede referente. La commissione, in commissione che è stato illustrato, non ha dato ancora il parere, quindi c'è già un iter legislativo che sta andando avanti. Io condivido sotto il profilo che debba esserci comunque un referendum che sia pronto ad esprimersi, però non condivido come è stato formulato quel progetto di legge in molti passaggi del contenuto, che si va a censurare, a ricostruire, a interpretare politicamente fatti appartenenti alla storia come nessuno di noi c'era, come per esempio è stata quella che secondo il PDL 342 era stata un'annessione della monarchia rispetto al Parlamento. Io non entrerei in mezzo a una discussione che molto probabilmente questo gira anche del controllo, per cui al di là di quello che sarà il voto dei consiglieri comunali, io ho preso la mia astensione su questo ordine del giorno. Grazie al sindaco. Il gruppo Borin. Apprezzo anche il coraggio, sommato bisogna anche avere il coraggio politico nell'esprimere una posizione personale importante, perché è stato un mascolino, e riconosce comunque, perché poi anche qui, andando alla discussione che abbiamo svolto prima a proposito del
elementi ci potrebbero dare aiuto. Non parliamo di difesa, cerchiamo di non parlarne, bisogna capire se siamo favorevoli a consentire in questo caso l'espressione del popolo veneto su un'importante quesito, ognuno di noi poi sarà favorevole più o meno, ma negare la possibilità ai cittadini veneti di esprimersi liberamente su un tema così importante, secondo me è cosa deleteria. Rispetto all'orientamento espresso dal sindaco, dico però che questa proposta possa raccogliere comunque la maggioranza dei consensi di questo Consiglio. Se non altro per il fatto che al di là delle remore rappresentate così, molto